Amici di Blue TV, bentrovati. Oggi con molto entusiasmo vi presento nuovamente Gaetano Bongiovanni per parlare sempre di arte culinaria. Sì, Nadia, anche oggi siamo presenti al Grand Hotel di Siracusa, nel centro di Ortigia, nel cuore di Ortigia, e siamo in presenza con Maurizio Notorio, il maître che lavora qui in Ortigia in un prestigioso albergo, il Desentracer. Il Desentracer, che è un albergo storico di Siracusa, e Molto conosciuto, molto bello. molto bello e via dicendo. Abbiamo qui appunto Maurizio che ci potrà dire qualcosa in più anche perché fa parte di un'associazione, l'International Metro Alberghi Ristoranti, tra cui anche lui è il portavoce, diciamo, di questa associazione. Maurizio. Allora, ciao Maurizio. Buongiorno. Quindi, di cosa ci parli e parliamo un po' degli ingredienti di oggi? Ok, allora oggi preparo un piatto che è un rotolo di spigola con la crema di fagioli, vongole verace, peperoni e finocchietto salvati con una salsa zafferano. Benissimo, ti vediamo all'opera. Cominciamo Va bene. subito. Gaetano, Sì, allora, quindi Maurizio sta andando a preparare qualcosa di particolare, quindi abbastanza speziato perché ho visto che c'è anche lo zafferano e via dicendo, quindi andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. sì, li Vediamo. ricordiamo Sì, insieme, ricordiamo, quindi. vediamo. Filetto di spigola, Sì. quindi vongole verace, filetti di peperoni rossi, quindi cucina proprio mediterranea, molto Quindi forte, molto anche, saporita. diciamo che ci sono anche, per dire, il pescato qua della zona, quindi per quanto riguarda le cozze appunto che ci possono essere, quindi il territorio nostro, cioè il territorio modo di dire, però diciamo sempre che abbraccia, diciamo la nostra isola, ecco. Benissimo, poi io vedo anche altri ingredienti come ovviamente l'olio extravergine d'oliva, il sale e un mazzo di erbette aromatizzato che non deve mancare mai, insomma. Sì, serve sia anche per equilibrare il giusto gusto, diciamo, del piatto che sta andando ad elaborare il nostro amico Maurizio. Allora, sempre quel procedimento che abbiamo visto anche nelle altre puntate, no? Sì, il procedimento è appunto quello di andare intanto a riscaldare un pochettino l'olio. Sta utilizzando rispetto ad altre volte una lampada diversa rispetto a quelle tradizionali, quelle a Sembra che gas. la fiamma sia molto più lenta. Sì, sta utilizzando una lampada che funziona questa esclusivamente ad alcol e quindi è regolabile in base, ecco, per dire, come si vede anche adesso che è aumentato il flusso dell'aria, perché entrando più aria nel contenitore dove è contenuto l'alcol permette di aumentare il flusso della fiamma e quindi aumentare il fuoco. Senti, parliamo dell'associazione di cui hai parlato prima, quella che hai anticipato prima. Sì, questa associazione è una neo-associazione, ma già grande di per sé, è un'associazione internazionale dove racchiude tutti i professionisti del settore della ristorazione, in particolar modo i maître, per cui appunto anche Maurizio Notorio è uno dei portavoci di questa associazione, per cui faccio parte anch'io insieme a tanti altri colleghi, anche perché queste associazioni sono belle perché si cerca in questo momento quello spettacolare che viene apprezzato tantissimo in sala ristorante in presenza appunto dei clienti quando si prepara questa pietanza con flambare. Cosa abbiamo utilizzato per flambare? Una grappa stravecchio. Una grappa stravecchio. E quindi Ok. il momento opportuno è quello poi di andare a fare E oltre ad evaporare. essere scenografico, comunque è il momento in cui si insaporisce maggiormente il cibo, no? Ok. Diciamo Adesso- che nel momento in cui si va a inserire il liquore rimane soltanto una piccola lieve traccia, diciamo, di aroma del liquore. Il grande poi viene vaporizzato appunto con la fiamma e vaporizza e quindi. Ecco, Ora, quella che stiamo vedendo è una crema. questa è una crema, Maurizio, di Fagioli e cannellini. fagioli cannellini, quindi si sta creando un letto dove andare poi a posizionare, si suppone, la preparazione del pesce. Quindi è anche Benissimo. stato un piatto abbastanza anche veloce perché Sì, sì, velocissimo. piatto. come si può vedere, ecco, è importante anche quando si lavora nella ristorazione avere anche un giusto equilibrio e organizzazione e coordinazione, cioè coordinarsi bene con il reparto della cucina, perché dalla cucina devono uscire già i prodotti già allineati, diciamo, con una linea di ingredienti già posizionati nei vari contenitori, e quindi c'è questa sinergia fra sala e cucina che è molto importante, perché se manca questa
diciamo, il prodotto finale poi non si può ottenere davanti al tavolo del cliente. Invece in questo modo c'è la sinergia con lo chef di cucina che ha già preparato, diciamo, una serie di ha fatto aprire le vongole, le cozze e dicendo, quindi già è soltanto da fare il passaggio della cottura veloce in padella e l'assemblaggio del piatto direttamente nel piatto con le varie ingredienti che servono poi anche per la coreografia del piatto. Io noto che ci vuole anche molta originalità, creatività in cucina. Sì, senza dubbio. In cucina l'arte della cucina è proprio quella di avere tanta fantasia. Uno chef senza fantasia fa solo piatti semplici che si fanno tradizionalmente a casa. Maurizio, Ok, l'ultimo il piatto- ingrediente che hai messo qual è? Una salsa al zafferano. Benissimo, allora mostriamo il piatto finito. Un piatto così sicuramente valorizza gli ingredienti che sono stati inseriti. Un piatto anche così grande di presentazione al cliente mette in risalto anche gli ingredienti stessi, quindi i prodotti sono stati inseriti. In questo caso a livello di gusto cosa abbiamo unito? C'è diciamo, il mare, c'è la terra con il finocchietto selvatico, c'è anche il giusto equilibrio dei vari sapori, degli aromi, delle varie spezie che sono state inserite. Benissimo, Maurizio, allora grazie tantissimo. Ok. Dove ti possiamo trovare? Dove possiamo venire a gustare la tua cucina? Beh, io lavoro presso l'Hotel Estrangeri a Siracusa, Sì? dopo un ristorante aperto al pubblico e potete anche venire a gustare la nostra Benissimo, sicuramente verremo a fare Va visita al tuo hotel. Volevo anche ricordare che in passato anche con Maurizio, sempre lì al Desintonacere e anche in alcune serate, capita che si organizzano delle serate a tema sempre a flambè. E in passato con Maurizio abbiamo avuto modo di organizzare delle serate dall'antipasto al dessert, perché non si prepara soltanto un secondo, soltanto un primo, ma riusciamo anche a preparare dei dessert e da offrire così alle clientele che è ospite negli alberghi qua nel nostro territorio di Siracusa. Allora, grazie quindi Maurizio Grazie. ancora una volta per il tuo contributo. Gaetano, ci vediamo prossimamente sempre qui, canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Ricordaci. Sì, volevo sempre ricordare che la ricetta che ci ha dimostrato Maurizio è sempre visibile anche sul canale tematico Mangiare Bene Non Solo di YouTube, così i nostri telespettatori possono andare a visionarlo in qualsiasi momento. Grazie Gaetano. A presto quindi, sempre canale 98 Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Arrivederci.